La testimonianza e la presenza istituzionale sicuramente che non può mancare in questa circostanza, ma quello che mi consola, ecco, ci sono anche giovani oggi presenti in questo momento celebrativo. Sappiamo bene che questo è un territorio che ha necessità ancora di un sostegno forte, quindi non solo dell'apparato pubblico ma soprattutto, ecco, delle giovani generazioni. È un territorio che tanto è stato tribonato e ancora tanto ha bisogno, ecco, di un sostegno energico. Quindi oggi siamo qui principalmente sì per ricordare, ma soprattutto per rinnovare questa consapevolezza che dobbiamo essere un po' tutti coesi, ecco, per migliorare, risollevare e valorizzare questi territori. Io penso che questo oggi sia un momento bellissimo per la comunità di Montevago inevitabilmente, ma anche per le generazioni future, per chi ha in questo ricordo del sisma ha visto solo morte e distruzione, può vedere anche un momento di rinascita, di riportare alla memoria pezzi del passato facendoli vivere nella mente degli altri. L'intervento che è stato completato da poco è un intervento veramente radicale che ha messo in sicurezza molte altre parti rispetto al primo intervento proprio sul Duomo, chiamiamolo, e ha portato alla luce anche la parte diciamo adiacente, con un percorso che servirà proprio per guidare le visite e capire cosa c'era attorno a questa chiesa madre. Sono emerse per esempio dei resti del municipio, di abitazioni private, quindi ognuno qui vede un pezzetto della propria storia. Oggi voler ricordare tutto questo e legarlo anche ad una figura che è quella del parroco dell'epoca, dell'arciprete Migliore, che ha servito questa comunità per 38 anni, penso che sia un momento importante, anche perché per poter portare alla luce tanti ricordi e oggetti che venivano seppelliti in qualche maniera dalle macerie, l'arciprete Migliore ha rischiato la vita, quindi riportare tutto questo oggi ha un valore fondamentale. L'altra cosa importante è capire come mettere insieme questi pezzi in un percorso che vede coinvolta tutta la Valle del Belice e tutti i paesi che sono stati dal terremoto feriti. Queste ferite devono, diciamo, essere rimarginate non soltanto da un punto di vista strutturale, ma lo devono essere anche dentro ognuno di noi per farne memoria e per andare avanti. Questo è un appuntamento che ormai si ripete da qualche anno, qui in questo luogo, in questa chiesa madre che ha accompagnato la comunità montevaghese per anni, fino a quella notte tra il 14 e il 15 gennaio del 68. Ecco, notte che ha segnato un prima e un dopo nella storia di tutto il Belice e di questa comunità. Basta andare un po' in giro per vedere come il paese sia stato raso al suolo, come si suol dire. E allora ritrovarsi per fare memoria, per ricordare i tanti fratelli e tante sorelle che qui hanno trovato una nuova nascita, la nascita al cielo, e i cui parenti, figli, nipoti hanno ancora viva la memoria. E allora si tratta di custodire questa memoria senza rimanere prigionieri delle nostalgie, ma fare della memoria della Chiesa Madre, dei ruderi, ma anche delle persone, perché poi sono le persone che fanno la Chiesa, che fanno la città, con uno spirito slanciato al futuro, se no si riduce a una commemorazione. Siamo pieni di commemorazioni.